Oggi mi trovo a Cagliari, al porto, nella città di Giovanni Firino. Generalmente parto dall'inizio, invece adesso vorrei partire dalla fine, dall'ultimo tuo capolavoro, che sarebbe questo, il sacrificio di Sanela. Facciamolo vedere anche. Chi è Sanela? Sanela è una delle protagoniste del libro, del romanzo. È una ragazza indigena del Sud Sudan, la regione purtroppo tutt'oggi martoriata dalla guerra civile, ed è la protagonista di 1000 avventure che la riguardano, insieme ad un'altra donna. Sono le due figure positive del romanzo. L'altra donna è Suor Caterina, una suora sarda mandata in missione appunto nel sud del Sudan. Qui poi si incontrano con Sanela e da qui prendono il via una serie di avventure tragiche, molto tragiche, che si sviluppano fino al termine della storia. Questo libro l'hai presentato in maggio? Sì, l'ho presentato alla MEM di Cagliari a maggio, il 10 maggio, e poi è stata fatta un'altra presentazione a Oristano, alla caffetteria letteraria Dream Caffetteria Letteraria, e poi in autunno riprenderemo con le presentazioni. Dovrebbe esserci un'altra presentazione a Nuoro, al Due Archi, poi a Macomer, Orani e Tempio, poi probabilmente anche qualche altra. Bisogna farlo conoscere. Quanti libri hai scritto finora? Quindi questo, parliamo di libri, di romanzi, è il sesto libro, romanzo, più ho scritto anche diversi racconti, e poi ho scritto anche delle sceneggiature per film, per medio lungometraggio, che spero che vengano prese in considerazione. Non è facile, il cinema in Sardegna è un argomento un po', come dire, talvolta è triste parlarne perché non ci sono i mezzi, c'è la volontà, non ci sono i mezzi, e quindi talvolta anche le belle idee stentano a svilupparsi. Poi in questo momento storico dell'Italia, non solo della Sardegna, è trovare i finanziamenti. I finanziamenti, voi pensate, per fare anche un piccolo cortometraggio di 10 minuti, il costo si aggira dai 10 ai 12.000 euro. Io non demordo, finora ne ho realizzato come sceneggiatore. Uno è Il ballo dell'Argia, che è in dialetto logudorese, col sottotitolo in italiano, con i sottotitoli in italiano. È stato anche segnalato alla Ogliastra Film Festival con la regia di Serafino De Riu, mi piace ricordarlo, che è molto bravo. Tu non sei solo uno scrittore, sei anche laureato in giurisprudenza. Cosa fai? Allora, io lavoravo all'Agenzia delle Entrate, quindi amministrazione finanziaria. Dopo 30 anni e più, niente, ho lasciato il mio lavoro. Potevo starci ancora, ma penso di aver dato abbastanza, e poi, se posso dirlo, non era un lavoro che mi entusiasmasse tanto. Mi entusiasmano più le lettere, la scrittura, il campo umanistico. Quindi adesso ti stai dedicando totalmente alla scrittura? A tempo pieno. Hai la ricetta per rimanere così giovane? Guarda, è una cosa, non so, penso che sia una dote, se così si può dire, una fortuna familiare. Tu pensa che mio padre è deceduto a 85 anni. Le foto che lo ritraggono quasi intorno agli 80 anni, assolutamente, proprio dimostra 20 anni di meno. Evidentemente buon sangue non mente, ho preso a lui, speriamo di... Grazie Giovanni, Grazie alla prossima. Grazie a tutti voi, grazie. Ciao. Grazie.